Ciao ragazzi, spero che mi vediate. Ecco, probabilmente adesso mi vedete. Grazie di essere qui presenti. Potete scrivermi le vostre domande sul lato destro, se vedete del GoToWebinar, e fatemi sapere anche se potete sentirmi bene. Sono in attesa di avere ospite Nicolò, che mi ha appena scritto che si trova in questo momento. Nicolò sta facendo, ho appena finito lo stage ed è in una situazione di poca connessione purtroppo. I nostri corsisti sono sempre alle prese tra il lavoro e un po' lo studio e un po' questi impegni che noi cerchiamo sempre di coinvolgerli per fare le testimonianze e quindi dobbiamo avere un attimo di pazienza e augurarci che possa essere presente. Ecco, ecco un'altra nostra. Buon pomeriggio, ciao. Ciao. Stavo parlando con tutti i nostri ascoltatori che Nicolò è un attimo in ritardo perché si è trovato ad avere una connessione davvero scarsa e di conseguenza sta correndo ai ripari. Lo aspettiamo, speriamo presto. Intanto possiamo presentare te. Allora, va bene. Ragazzi, lascio parlare direttamente Alessia. Alessandra, scusami, Alessandra. Siamo messi bene oggi. E allora ecco un po', penso che chi è collegato con noi voglia sapere un pochino, no? Come funziona. Molto probabilmente hanno già fatto degli orientamenti e quindi ecco in linea generale, diciamo, parliamo del corso che hai frequentato tu, Alessandra. Dove l'hai frequentato? Allora, io attualmente sto facendo il secondo anno e ad Abano Terme faccio il Master Spa e Wellness, Hospitality Marketing. Adesso sei in stage presso un'azienda che si occupa di che cosa? Allora, attualmente io sto facendo uno stage presso l'ufficio marketing di ITS Academy Turismo Veneto e proprio in questo momento mi trovo al Grand Hotel di Montegrotto, che stiamo facendo un'attività di consulenza con la struttura, quindi diciamo che questo rappresenta un po' quello che viene fatto durante, diciamo, per quanto riguarda l'attività di marketing. Bene. Questa è una delle attività che vengono svolte, insomma. Sì, perché durante il corso non parlate solo di turismo relativo al wellness, nel senso non parlate solo di ricezione in strutture che si occupano di trattamenti, di rilassamento, di cure termali, di cure mediche anche, perché spa and wellness non significa solo bellezza o rilassamento, ma parliamo anche di cure. E le terme sono frequentate anche da persone appunto che hanno queste esigenze, ma parlate anche appunto di marketing, giusto? Fate delle unità formative. Alessandra? Sì, diciamo che in generale ITS si incentra su diversi temi, infatti ciascun corso ha un tema specifico, per esempio il mio Spa e Wellness, però comunque nell'arco dei 2 anni vengono trattati altri tipi di argomento, in questo caso per esempio il marketing, ma anche per esempio la parte della sostenibilità, l'utilizzo delle tecnologie, diciamo ci sono diverse sfaccettature e proprio con questi corsi noi abbiamo la possibilità di vedere diverse cose, diversi aspetti che fanno parte del settore turismo, quindi noi sì scegliamo il corso, però comunque abbiamo la possibilità di vedere diverse cose, diversi aspetti. Esattamente, quindi ci sono delle materie che sono comuni a tutti i corsi. Ti sei confrontata con altri diciamo colleghi che frequentano sedi diverse?
Allora, diciamo che da quello che so io, in comune dovremmo avere la parte legata all'utilizzo dei social all'interno, per esempio, di una struttura e poi anche la parte di contabilità, soprattutto poi anche gestione, per esempio, dell'attività lavorativa. Diciamo che ci sono diverse materie che accomunano i vari corsi, però ovviamente diciamo che allo stesso momento si distinguono tra di loro. Bene. Ehm, Quando hai iniziato questo corso, diciamo, avevi già le idee chiare o strada facendo ti si sono chiarite o le hai cambiate su quello che volevi fare? Allora, diciamo che io partendo dalle superiori ho fatto un tecnico turistico e Sì. diciamo che fino alla fine della quinta superiore volevo andare all'università assolutamente, Mhm. andare a fare economia oppure un corso simile, diciamo, inerente al turismo, al settore turismo. Poi ad un certo punto è arrivata una docente che ci ha fatto Mm. orientamento nella nostra scuola, ci ha parlato di ITS in generale, di tutti i corsi che ci sono. Da lì diciamo che è un po' crollato il palco, nel senso che le idee erano un po' cambiate. Dopo comunque mi sono informata tramite il sito, i social, eccetera, e da lì la mia idea è cambiata, specialmente perché rispetto per esempio ad un'università con ITS abbiamo la possibilità di fare uno stage in tutti e due gli anni e quindi abbiamo la possibilità di mettere in pratica quello che noi diciamo impariamo durante il periodo delle lezioni. Quindi attualmente diciamo che le mie idee sono sempre indirizzate nel settore turismo, però in questo momento bisogna capire cosa fare nel futuro perché non è molto facile, dal momento che l'anno scorso invece ho fatto uno stage in una struttura ricettiva a Jesolo e avendo confrontato queste due realtà che si accomunano ma allo stesso momento sono diverse, bisogna capire adesso cosa fare nel futuro. Infatti io ho fatto questa domanda perché so che molti ragazzi che si trovano alla fine delle superiori oppure che hanno magari svolto una, grazie mille, hanno svolto un anno di università, ehm, a volte non hanno le idee molto chiare e questa è una cosa che è normalissima, succede anche Assolutamente. perché avete moltissime, diciamo, moltissime scelte davanti a voi e a volte siete un po' impauriti perché non sapete bene che cosa fare. Allora noi quando facciamo gli orientamenti o facciamo questi incontri o vi facciamo parlare con i ragazzi che hanno fatto già 2 anni di master, diciamo sempre che è chiaro che dovete voler rimanere nell'ambito del turismo. All'interno di questo, molte volte mi viene chiesto: ma cosa posso fare io alla fine del corso? E faccio sempre molta fatica a rispondere a questa domanda, perché in realtà l'ho visto, essendo io la tutor di un corso, e l'ho visto negli anni, i ragazzi, mentre frequentano il corso e vengono in contatto con tanti docenti, perché sapete che dentro le nostre aule non entrano i professori, ma docenti che provengono dal mondo del lavoro, eh, Mhm. Ah, ma problemi lei, penso di aver problemi io. Mm.
Infatti si è bloccata, è uscita. Non capisco se si è entrato qualcuno. No, è uscito. Ok. Ma qualcuno dei partecipanti riesce a sentirmi? Cioè, non so se riuscite ad inviare un messaggio, perché io vedo che c'è una chat, però non so se voi possiate scrivere, quindi se qualcuno mi sente. Non so cosa sia successo. Ah, ok, perfetto. Se volete, se avete qualche domanda, potete intanto scrivere, casomai che io vi rispondo nel frattempo per occupare anche un po' il tempo, perché sto cercando di contattare qualcuno, però non ho ancora risultati, quindi se avete bisogno sono qua per rispondere molto volentieri. Ah, ok, vado io avanti. Comunque, quello che stavo dicendo prima, che appunto vi spiego un po' anche il discorso, come funziona esame per l'ammissione, comunque per accedere all'ITS. Praticamente, se voi avete già fatto la prescrizione, comunque vi arriverà una mail dove vi chiederanno di confermare le date per l'esame. Adesso vi dico anche le date, che sono il 3-4 luglio, 17 e 18 luglio, e sapete che l'esame di ammissione viene fatto nel campus di Jesolo, che è la sede principale di ITS. In quel giorno praticamente voi dovrete sostenere una prova online con Google Moduli, e diciamo che questa prova prevede una serie di domande di cultura generale, quindi cose che
studiate semplicemente durante l'esame di maturità. Poi durante lo stesso giorno vi convocheranno per fare una sorta di colloquio motivazionale dove sarà compresa anche una piccola parte in inglese, proprio per vedere un po' a che punto siete con la lingua, che poi vi ricordo che oltre all'inglese nell'arco dei 2 anni si studierà anche il tedesco. Qua vedo un movimento, non so cosa sia. Non lo so, io comunque vado avanti. Diciamo che il primo anno è un anno in cui possiamo dire che si vede un po' le basi del turismo e argomenti diciamo che vengono ripresi anche un po' dalle superiori, possiamo dire alcuni argomenti che chi ha fatto per esempio un istituto tecnico del turismo ha visto, però posso consigliare, posso dire che questi argomenti vengono anche trattati con un'ottica diversa, molto più professionale, perché come è stato detto prima, i docenti non sono dei professori delle superiori e nemmeno professori universitari, ma sono proprio imprenditori che hanno la propria azienda e che comunque conoscono bene il mondo del turismo, ma comunque il mondo del lavoro in generale, e quindi possono, diciamo, capire anche noi stessi, cioè ci possono capire e basta. Quindi diciamo che il primo anno è proprio così, che si vede un po' in generale il mondo del turismo, vengono fatte molte attività, soprattutto di gruppo principalmente, e poi il secondo anno invece è un po' più pratico, nel senso che si vede, almeno per esperienza personale, per esperienza personale posso dire che si vedono le parti legate per esempio alla consulenza per le strutture ricettive, oppure la parte marketing, quindi questi aspetti un po' più pratici legati anche alla contabilità, cose abbastanza simili. Il consiglio, diciamo, la cosa che io dico sempre, che penso sempre riguardo a ITS, che sì, è un percorso che riguarda il vostro futuro a livello lavorativo, però è anche un tipo di percorso personale, umano, nel senso che fin dal primo giorno i docenti cercano di farvi, di fare in modo che voi mostriate il meglio di voi. Per esempio, io mi ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto un'attività che potrebbe essere anche banale, però è servita per molte persone. Per esempio, ci siamo messi davanti a tutta la nostra classe, ci siamo presentati semplicemente con nome e cognome, da dove veniamo, cose abbastanza simili alle solite presentazioni, e da là sia il docente che anche che anche i miei compagni comunque sono messi a valutare, più che a giudicare, a valutare la presentazione, e questo è molto importante perché comunque il primo impatto è importantissimo, perché ovvio che non definisce al 100% come è fatta una persona, però vuol dire tanto, specialmente quando si decide per esempio di andare a fare un colloquio di lavoro. Lo sguardo, il modo in cui ci si pone anche a livello fisico, come sono messe anche semplicemente le braccia, le gambe, le mani, tutto è molto importante, e noi facciamo anche attività di questo tipo, anche semplicemente come iniziare una frase, quindi facciamo anche molte attività di public speaking, perché con il discorso che nel mondo del turismo il contatto con le persone è fondamentale, è importantissimo. Ovviamente bisogna, diciamo, essere in grado di affrontare questo tipo di cosa, di situazione, e se non si è, scusate, se non si è portati comunque diciamo che si fa abbastanza fatica, però molte persone, per esperienza personale, molte persone che hanno avuto difficoltà, grazie a questo master, grazie a questi 2 anni, sono riusciti a cambiare completamente. Questo sì, a cambiare completamente, ad essere se stessi, però proprio a far vedere la parte migliore di sé.
E poi anche con questo percorso si scoprono cose che non si sapeva di talenti che non si sapeva di avere, per esempio persone che a livello di contabilità sono fenomeni che non hanno mai fatto le superiori, per esempio, oppure a livello di contatto con le persone, oppure utilizzo dei social, quindi strategie di marketing, tutte queste cose qui. Esatto. Diciamo che per l'esame di ammissione basta avere le tue conoscenze personali e appunto durante il colloquio ti verranno fatte domande principalmente personali, nel senso perché hai scelto questo tipo di percorso, e questo semplicemente. Esatto, sì, vi chiederanno come mai volete iniziare questo tipo di percorso con ITS e quindi voi dovrete motivare la vostra risposta sia in italiano che anche in inglese, sicuramente. Vediamo se qua continuano a scrivere. Allora, qua vedo come funzionano gli esami, 3, 4, no, è tutto nell'arco di una giornata, quindi tra queste 4 date si sceglie, hai queste 4 date, tu scegli una di queste per fare sia la parte del Google Moduli, diciamo, che anche il colloquio motivazionale. Si svolge tutto in un giorno. No, non c'è un libro, cioè sono cose che si sanno, cioè nel senso cose che comunque nell'arco dei 5 anni delle superiori le sai in automatica. Poi non vedo altro. Ah no, devo chiedere. C'è stato risposto che non ci sono unità formative perché sono in programmazione, sì, è vero. Perché mi sto occupando anche di questo durante lo stage. Se avete altre domande scrivete pure che vi rispondiamo in qualche modo, perché io non vedo e non sento nessuno, quindi non so. Vediamo. Se inizio un corso e poi vedo che non è la strada giusta per me, posso cambiare indirizzo, dovrei perdere l'anno? No, non è previsto il cambio corso. No. No, non è previsto il cambio del corso. Allora, qua aggiungo che allora, appunto, di solito le lezioni sono la mattina, può capitare a volte che ci sia anche solo il pomeriggio, che tipo i professori, è tutta a discrezione dei professori in base alla loro disponibilità, perché appunto, scusatemi, non sono professori ma sono imprenditori che vengono chiamati docenti a volte può succedere che abbiano la disponibilità solo il pomeriggio oppure tutto il giorno, per esempio capita a volte che la lezione inizi alle 9 del mattino, perché di solito la lezione inizia alle 9 del mattino per poi finire verso le 16, 16:30 massimo a volte, ma raramente alle 17, ma non capita molto spesso. Diciamo che le lezioni non seguono un calendario preciso, come per esempio le superiori, che lo studente delle superiori sa che durante la settimana ha questi orari e queste materie. Invece con ITS diciamo che cambia un po', ripeto, sempre in base alla disponibilità dei docenti.
Poi dopo aggiungo, casomai nel frattempo, no, sì, è obbligatorio in tutti i corsi. Diciamo che, allora, per chi ha fatto il tedesco durante le superiori, comunque il primo anno si parte dalle basi, perché comunque voi dovete sapere che nella classe ci sono anche studenti che non l'hanno mai fatto, quindi si parte un po' da una base per poi dopo migliorare sempre di più, a progredire, e il secondo anno si vede un po' di più la parte legata al turismo, quindi il tedesco legato al turismo. E anche qui vengono fatte molte attività dove si cerca di interagire parlando in tedesco, quindi diciamo che è molto utile. Poi appunto volevo dire del discorso dei corsi, diciamo che i corsi prevedono una serie di materie. Queste materie vengono divise, possiamo dire, in blocchi. Questi blocchi di ore che vengono svolte da uno, a volte anche da più docenti, e questi blocchi di corsi vengono organizzati in base sempre alla disponibilità dei docenti. Alla fine del tot ore del blocco del corso della materia, possiamo dire, viene fatto una sorta di esame che potrebbe essere più che un esame, una valutazione, dove per esempio si presenta un progetto inerente al tema che è stato affrontato, oppure viene fatto qualcosa di scritto, però ovviamente diciamo che non è una cosa come un esame dell'università, è una cosa un po' più leggera che serve per il docente principalmente a far capire quello che è entrato, diciamo, nella testa degli studenti principalmente. Allora, io leggo qua, dopo è facile trovare lavoro, viene visto bene questo corso dalle aziende. Allora, posso dire, appena adesso io sono entrata al Grand Hotel, perché appunto stiamo facendo un'attività di consulenza che tra l'altro ci sono molti consulenti come docenti in ITS, e proprio il direttore della struttura ci ha detto che con ITS i ragazzi sono proprio orientati sul mondo del lavoro e c'è proprio una netta differenza tra lo studente che esce dalle superiori con quello di ITS, perché ha proprio una visione professionale, molto più professionale, anche se alle superiori facciamo lo stage, però non è la stessa cosa, perché con quello di ITS comunque cercano di darti sempre molte più responsabilità, perché non ti considerano più il ragazzo delle superiori, però un adulto che cerca di entrare nel mondo del lavoro, quindi è diverso. Comunque, sempre per esperienza personale, alla fine dei 2 anni, comunque tramite il sito di ITS puoi accedere ad un portale che si chiama Alumni, che appunto ITS ti dà la possibilità di essere aggiornato per quanto riguarda le proposte di lavoro che ci sono, in base alle tue preferenze. E appunto questa cosa molto importante da dire che c'è scritta come risposta, che secondo me proprio non da sottovalutare, anzi tutto il contrario, è che i docenti, essendo imprenditori, potrebbero essere i nostri futuri datori di lavoro, quindi diciamo che sì, è il docente che spiega durante la lezione, però in un futuro potrebbe essere molto importante per noi, una risorsa importantissima. Infatti con ITS facciamo network, perché appunto in un futuro potrebbero essere utili per trovare appunto un posto di lavoro. No, diciamo che in questi corsi, indipendentemente da dove ci troviamo, da come si chiama il corso, sono previste 2 lingue, cioè l'inglese e il tedesco. Non c'è la possibilità di scegliere o l'uno o l'altro, sono previste queste 2 lingue. E un'altra cosa da ricordare è che, salve, è che con l'inglese avete la possibilità di fare il TOEIC, che è un esame di certificazione al secondo anno.
e lo potete fare ovviamente se siete in grado, se siete abbastanza bravi, avete anche la possibilità di farlo gratuitamente, quindi diciamo che è una cosa molto importante da considerare. Altre domande? Sì, come ho detto prima, il primo anno si parte da una base per fare in modo che quelli che non hanno studiato il tedesco alle superiori siano allineati con quelli che invece l'hanno fatto. Poi non vedo altre domande. Alla fine dei 2 anni devo presentare un esame. Allora, diciamo che alla fine dei 2 anni, dopo lo stage, che lo stage dura 400 ore, quindi circa 10 settimane, e verrà fatto un esame in cui appunto, diciamo, comprende tutto quello che è stato trattato durante i 2 anni di ITS. E appunto è un diploma di tecnico superiore che corrisponderebbe ad una via di mezzo tra il diploma della maturità e la laurea. Poi diciamo che a livello di esame, comunque, sempre per esperienza personale, finito lo stage, gli studenti del secondo anno tornano in sede per fare delle lezioni, per rivedere tutto quello che è stato affrontato nei 2 anni, per fare un ripasso, per fare delle simulazioni, quindi per prepararsi all'esame e questo periodo dovrebbe durare circa 4 settimane di lezioni. Dopodiché si passa all'esame vero e proprio. Poi altre domande? Quindi ricevere una mail in questi giorni per l'esame di ammissione, avete qualche consiglio su cosa magari studiare o comunque prepararci? Sì, come è stato scritto, se sei già preiscritto ti arriverà questa email. Se non ti sei ancora preiscritto, hai la possibilità di preiscriverti tramite il sito di ITS, che si chiama itsturismo.it. Consiglio su cosa studiare o prepararsi. In realtà è di cultura generale una cosa molto tranquilla, posso dire, cioè, non ci sono problemi. Anzi, ce ne sono altre. Eventuale alloggio, in quale sede, in questo caso deve rispondere la regia perché non me ne occupo. È uguale per tutti o varia no, uguale per tutti. Ok. Che a me arrivano le domande dopo. Sia dosi a goccia all'otto gratuito. È disponibile la sede di Chioggia? Allora, se il discorso sede di Chioggia è legato al fatto che a partire da ottobre, perché vi ricordiamo che le lezioni iniziano per il primo anno verso fine ottobre, metà ottobre, fine ottobre, c'è il biennio, diciamo che viene aperto il biennio 2025-2027 a Chioggia. A livello di sedi non lo so. C'è un nuovo corso che è il corso Hospitality che inizia proprio quest'anno, quindi biennio 2025-2027. Viene aperto proprio quest'anno come quello di Verona sugli eventi.
E Bartolino, sempre alloggio, qua ci ha risposto, non c'è la residenzialità, ma forse delle borse di studio per aiutare i fuori sede, ancora non sappiamo, io non so nulla. Fino a quando durano le lezioni d'ottobre? Allora, fine ottobre, allora per il primo anno, fine ottobre, inizio aprile, le lezioni. Poi dopo la fine delle lezioni c'è il viaggio studio di 3 giorni, che varia a seconda del corso che si decide e tutto. Per esempio, per il corso Spy Wellness, il primo anno sono andata sul lago di Garda e abbiamo avuto la possibilità di accedere a diverse strutture ricettive, tra cui il resort Luxury Quellenhof. Poi dopo, da inizio aprile, quindi la settimana dopo circa la fine del viaggio studio, inizia lo stage che appunto dura 400 ore, cioè 10 settimane. Sì, e poi dopo la fine delle 400 ore, comunque il primo anno, avete l'estate libera con la possibilità, per esempio, di poter continuare la stagione all'interno della struttura oppure del posto in cui vi trovate dove avete fatto lo stage. È morto. Ok, sono rientrata perché non mi andava più la connessione. È sicuro che parta il corso a Verona di organizzazione di eventi? Sì, certo. Come quello di Chioggia è nuovo e proprio partirà ad ottobre con il biennio 2025-2027. Ok, perfetto. Da quello che ho capito il tempo è scaduto e grazie mille per aver partecipato. Se avete ancora bisogno di domande, noi ci siamo comunque come ITS. Seguiteci nei nostri canali social, su Instagram soprattutto, ma anche su Facebook e LinkedIn, che noi cerchiamo di pubblicare tutti i giorni moltissimi contenuti e speriamo comunque che vi possiate comunque rinfrescare le idee con questo piccolo webinar. È tutto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Sì, ci scusiamo per tutti questi problemi perché proprio non avevamo previsto. Ciao a tutti.